Siamo di fronte a un'emergenza straordinaria, un'emergenza furti che sta vedendo colpiti tutti i centri del territorio. Noi abbiamo partecipato, così come tanti altri colleghi, ai bandi che il Ministero mette a disposizione per incrementare i sistemi di videosorveglianza, tra l'altro tecnologie che ci vengono chieste anche dalle stesse forze dell'ordine. Veniamo sollecitati ad installare videocamere di sorveglianza che sono certamente un ottimo deterrente. Dispiace poi quando escono le graduatorie e i comuni veneti sono sempre sul fondo della graduatoria perché dal Ministero considerati comuni sicuri. Ringrazio il governo per le risorse che costantemente mette a disposizione per questi progetti, però a fronte di un'emergenza straordinaria come l'emergenza furti noi chiediamo anche un'erogazione straordinaria di fondi per i comuni per poter proteggere i propri cittadini e le proprie comunità.